Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con il telegiornale del Veneto all'interno di questa lunghissima edizione straordinaria dei nostri notiziari dedicata all'emergenza coronavirus, emergenza che preoccupa in queste ore sia per le conseguenze sanitarie che sta avendo e che potrebbe avere sulla popolazione, sul sistema sanitario, sul sistema ospedaliero della nostra regione, sia per quanto riguarda le conseguenze economiche che sta già avendo sul nostro territorio. Allora, veniamo quindi per prima cosa ai dati. I dati aggiornati a pochi minuti fa sono di 116 persone contagiate in Veneto, 28 delle quali ricoverate in ospedale, 8 in terapia intensiva. Per il punto sulla situazione ci colleghiamo quindi subito in diretta con Ilaria Marchiori, inviata assieme a Sandro Ponchio a Marghera, alla sede regionale della Protezione Civile, che fa appunto da centro di coordinamento per questa emergenza. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera Marta, buonasera a tutti i telespettatori. Come hai detto, ci troviamo ancora qui a Marghera, nella sede della Protezione Civile, dove da giorni si stanno ritrovando diciamo tutte le persone competenti per quanto riguarda le decisioni che devono essere prese passo dopo passo. E siamo proprio nella sala dove questa mattina si è riunita la task force composta da medici, personale infermieristico, farmacisti e anche pediatri, insieme al governatore Luca Zaia, all'assessore alla sanità Lanzarin, proprio per fare il punto sulla situazione. Il tavolo che ormai hanno definito permanente perché ogni giorno si ritrovano proprio qui per cercare di discutere, fare il punto della situazione e cercare di capire come muoversi mano a mano. Una delle cose che è stata detta, la principale, quella che la domanda che si stanno ponendo tantissimi cittadini, riguarda la riapertura delle scuole. Su questo il governatore Zaia è stato chiaro, ha detto: noi vogliamo riaprirle ed è molto probabile che le scuole riapriranno lunedì, quindi che l'ordinanza non venga prorogata. Non c'è ancora l'ufficialità, ma con tutta probabilità arriverà nella giornata di domani, perché ci sarà un altro incontro, un'altra riunione. Potrebbe anche arrivare un'altra notizia, questa ve la diamo proprio in questo momento, ovvero nel fine settimana si potrebbe già dare disposizione per la riapertura di musei e anche la possibilità di fare manifestazioni sportive o comunque quelle che finora sono state vietate, potrebbero invece avere la possibilità di svolgersi proprio in questo fine settimana, ma naturalmente è d'obbligo il condizionale anche in questo caso, fino a che non arriverà l'ufficialità, anche perché come ha ribadito il governatore nel corso della giornata più e più volte, si sta sentendo costantemente con il governo per cercare di capire, con speranza, e quindi la decisione arriverà dopo che si saranno sentiti in maniera ufficiale. Un altro dato importante che è emerso all'interno di questo tavolo è che i medici di base stanno dando un grande servizio, stanno veramente lavorando a 360 gradi proprio con la cittadinanza, attraverso telefonate con chi è preoccupato, chi sente o potrebbe avere i sintomi. Ebbene, le telefonate al 118 sono arrivate quasi tutte, per la maggior parte, il maggior numero di telefonate al 118 dopo le 20, un dato significativo che hanno voluto sottolineare proprio per specificare il grande lavoro dei medici, perché dalle 20 in poi entrava in servizio appunto diciamo non c'erano più i medici di base a disposizione, ma appunto si doveva chiamare il 118, e così è stato, e quindi è un dato molto molto importante che va sottolineato. Un altro aspetto che hanno voluto evidenziare è che si potrebbe, non che sia una grande novità, però non è ancora stato attuato finora, si potrebbero effettuare delle videovisite, ovvero non più solamente telefoniche ma proprio video, in modo di poter vedere il paziente stesso vede il medico, e quindi è anche più semplice relazionarsi.
Ora sentiamo proprio le dichiarazioni del governatore Zaia al termine del tavolo permanente che si è tenuto proprio qui oggi nella sede della Protezione Civile, e poi quelle dell'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin. Il dato di contagiati è 98 contagiati, però è bene dire che è un dato positivo per noi, assolutamente positivo, perché abbiamo avuto un incremento minimale rispetto a ieri di 10 unità, il che significa che questi 98 contagiati sono, prima di tutto, più della metà sono asintomatici, sono persone che semplicemente sono positive ai famosi tamponi fatti, abbiamo fatto 5.300 tamponi. Dall'altro c'è l'altro dato super positivo, che non abbiamo in questo momento una crescita esponenziale come prevista dagli algoritmi, ovvero sembra che il contagio sia un contagio sufficientemente circoscritto in questo momento. Questo ci fa ben sperare, prova ne sia che vorremmo anche tornare velocemente alla normalità revocando l'ordinanza, o meglio non reiterando più l'ordinanza che scade domenica. Adesso vedremo di capire, fermo restando che poi c'è bisogno sempre di fare un presidio sanitario, prova ne sia che qui anche l'assessore vi darà anche un aggiornamento sul fronte dei pazienti che abbiamo in cura. Io penso che le scuole possano tranquillamente riaprire per quel che ci riguarda, a meno che non ci sia la comunità scientifica che ci dice che ci sia un pericolo incombente. Poi è pur vero che, vorrei ricordarlo, questa è un'influenza, anzi scusi, è una psicosi mediatica a livello internazionale, prova ne sia che dopo poche ore dai casi veneti e lombardi eravamo su tutte le home page e su tutti i giornali a livello internazionale. Abbiamo appena aggiornato il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, è salito a 116, quindi abbiamo un incremento rispetto al dato di questa mattina. Ecco, ci sono anche delle differenze, ancora, allora ovviamente mi dice ancora non sappiamo nello specifico da dove arrivino. Sì, in alcuni casi non è ancora stato identificato precisamente il cluster, cioè il punto di origine di alcune di queste persone, quindi ci sono le indagini in corso, appunto valutando i contatti e le frequentazioni di questi ultimi 15 giorni per capire dove è stato riscontrato il contagio. Comunque i dati sono 116, però vorrei ricordare che quelli che sono malati, cioè che hanno bisogno di cure fra ricoverati nei reparti normali di terapia intensiva, sono 28. Ecco, questo lo ricordiamo perché insomma è anche giusto specificarlo. Riusciamo ad avere anche una suddivisione per provincia? Possiamo capire con qualche altro dato in più? I dati attuali per quanto riguarda i cluster sono 51 a Vo in provincia di Padova, 5 a Milano, Venezia 9, Limena 8, Treviso 22, Vicenza 3, anche se a Vicenza stanno verificando perché sembra che alcuni siano associati a cluster di altre province, appunto quelle di Venezia e di Padova. E ci sono 18 indagini in corso su altri casi appunto che stanno per essere valutati a seconda delle frequentazioni, dei collegamenti, dei contatti che hanno avuto in questi ultimi 15 giorni, insomma il periodo di incubazione. Ecco, alla luce di questi dati, Assessore, potrebbe cambiare qualcosa, potrebbe accadere qualcosa nei prossimi giorni? Cosa si deve aspettare la cittadinanza? Lo so che state valutando, ci sono tavoli permanenti, si cerca di capire mano a mano, però al momento si ha qualche informazione in più? Ma per quanto riguarda il Comune di Vo, penso che per le prossime giornate cambierà poco. Per quanto riguarda il resto del territorio del Veneto, salvo situazioni specifiche particolari puntuali, il Presidente della Giunta regionale Zaia è in collegamento con il Ministro Speranza appunto per decidere come procedere. Credo che però la decisione sarà domani. Quindi domani noi potremmo sapere, molto probabilmente con certezza, se lunedì riapriranno le scuole, se l'ordinanza sarà prorogata o meno. Sì, il Presidente già si è espresso sulla sua intenzione, ovviamente bisogna sentire il Governo e ripeto, il Presidente è in contatto col Ministro e quindi stanno facendo le valutazioni del caso, però vista l'ora io credo che si avrà la certezza domani. Giornata cruciale per capire come si procederà a partire dalla prossima settimana e comunque con probabilità anche per quanto riguarda il weekend. Se non ci sono domande dallo studio io restituisco la linea da Marghera.
Sì, grazie Ilaria, continuerai ad aggiornarci nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ricordo anche ai telespettatori che a partire dalle 19:30 sarà ospite in studio il governatore Luca Zaia, appunto con le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Ora noi andiamo a Limena, abbiamo sentito dalle parole dell'assessore Bottacin, sono 8 i casi di persone positive, tra queste anche una bambina di 8 anni che non vive in paese ma frequenta la scuola primaria. Adottata tutta una serie di provvedimenti, come ci spiega il sindaco Stefano Tonazzo. Sentiamo. Ore febbrili in comune a Limena, dove il sindaco Stefano Tonazzo sta cercando veramente di fare sintesi sulle varie indicazioni che arrivano dalle autorità regionali, in particolar modo da quelle sanitarie. Intanto ci sono delle buone notizie, e cioè i presenti all'interno del distretto sanitario di Limena, nel momento in cui è stato conclamato il primo caso, il paziente 1 di questo cluster, sono risultati tutti negativi al test. Ci sono in totale 7 residenti a Limena, un minore non residente nel comune coinvolti, e su questo si stanno man mano facendo prendendo tutti i provvedimenti del caso. I numeri intanto sono importanti. Tecnicamente le informazioni in mio possesso parlano di un positivo attualmente ricoverato in ospedale e 6 in quarantena fiduciaria domiciliare, quindi i casi a Limena sono 7. E poi probabilmente c'è un'interpretazione diversa, perché c'è un minore che non è residente a Limena ma che in qualche modo frequentava Limena, e quindi a seconda di come vengono dati i numeri quindi si parla dell'8° caso, però i nominativi in mio possesso appunto si parla di 6 più 1. Ecco, allora parliamo adesso del minore. Si tratta di una bambina, ormai è un dato risaputo, di 8 anni, e lei frequentava invece una scuola primaria del suo comune. Vengono adottati dei provvedimenti in questo momento relativamente a questa scuola, e se si può sapere anche il nome della scuola? Allora, assolutamente sì, la scuola verrà sanificata. Sono in collegamento, ovviamente quasi ogni ora ci sentiamo con l'ufficio igiene del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 6, e che mi è già stato comunicato che in questo momento i genitori dei minori che erano in classe con la minore vengono contattati per triage telefonico per presenza eventuale di sintomi, ma non viene fatto automaticamente il tampone. Verranno messi in quarantena fiduciaria solo i minori, non i genitori. Mentre la scuola verrà cautelativamente chiusa. Sto aspettando il decreto del governatore Luca Zaia, l'ordinanza, chiedo scusa, che dovrà dirmi eventualmente per che periodo chiudere la scuola. L'ufficio igiene avevamo fatto una valutazione, ma ripeto, questo è solo un dato perché ormai le famiglie si organizzino, attorno al 10 marzo. Okay. Quindi la scuola è chiusa, si tratta di una scuola primaria, non c'è un nido, non c'è... No, scuola, sì, lei me l'aveva chiesto, comunque si può dire, è la scuola Francesco Petrarca di Limena. Sono circa 180 frequentanti e quindi 180 famiglie, gli allunghiamo le ferie, che non è una battuta, però vorrei anche sottolineare che Limena non è in quarantena, che stiamo gestendo la questione, è assolutamente sotto controllo. Tutti i casi, a parte il ricoverato, sono asintomatici e stanno bene. Grazie a Dio, soprattutto la bambina sta bene. Quindi cerchiamo di tranquillizzarci, i locali sono aperti, i supermercati sono riforniti, le aziende stanno lavorando. Ovviamente la fobia fa la sua parte, però cerco di dare un messaggio di serenità e di tranquillità. Ecco, lei stesso è qui praticamente H24, in contatto costante con le autorità regionali. Non l'hanno abbandonata in questo momento, Sindaco? No, assolutamente no. C'è stato un primo momento di caos, ma il caos era dovuto proprio alla difficoltà di capire se quello che si stava attuando a Vo era effettivamente un qualcosa che dopo potesse funzionare anche per gli altri comuni cluster. Adesso devo dire che da 48 ore, nelle ultime 48 ore,
siamo assolutamente in contatto e ogni volta che alziamo un telefono ci rispondono. Guardate, non voglio far politica, ma devo dire che la persona più disponibile in questo momento è il governatore Luca Zaia, che in qualsiasi ora io lo chiamo e lui mi risponde e non so come faccia. Ed ora andiamo a Vo, paese primo contagiato in Veneto, in isolamento da 4 giorni. Oggi siamo stati al varco numero 1, uno dei 10 appunto sparsi sul territorio comunale, per vedere com'è la situazione. Varco numero 1, via Bagnarabassa. Si entra nel territorio di Zovon di Vo da qui. A sorvegliarlo carabinieri e polizia. Chi lo attraversa solo su stretta autorizzazione da parte della prefettura viene controllato. Il suo nome è appuntato. I cittadini di Vo vengono riforniti quotidianamente di generi alimentari, di farmaci urgenti, non solo. Mercoledì a un condominio che rischiava di restare al freddo è stato portato carburante domestico per alimentare la caldaia. Tutto fatto in tempi minimi. L'obiettivo, più volte dichiarato, è quello di cercare di conservare ai cittadini una normalità. C'è chi a Vo manca da più settimane, come Chiara Nardo, atleta paralimpica che si stava allenando in Umbria, qui preoccupata per i suoi cani rimasti all'interno. Io sono stata, fra virgolette, fortunata perché già dal 10 di febbraio che manco da Vo. Scusate. E quando si è saputa la cosa al 20 di circa, il 21, infatti ero a Piediluco ad allenarmi con la squadra paralimpica. Di canottaggio, giusto? Sì, di pararowing, canottaggio, che si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo. Purtroppo i miei 2 cani sono rimasti bloccati a casa mia e accuditi dalla mia vicina di casa, dai ragazzi del condominio. È un condominio di 8 unità, 4 col giardino. Infatti i miei cani avevano a disposizione mezza casa più tutto il giardino, 3 sacchi di crocchette, quindi per quello sono tranquilla. Tutti negativi i suoi vicini, racconta Chiara Nardo, che alla fine i cani li dovrà lasciare dove sono. Con lei anche la mamma Rinalda. Mia figlia era in ritiro a Piediluco con la nazionale del canottaggio, però abbiamo i cani qua. Allora adesso non so chi e come me li portano là e li chiamiamo, li portiamo via. Anche gli animali domestici sono al centro delle preoccupazioni degli abitanti di Vo. Sto consegnando del cibo per gatti. Ci di là un signore che lo aspetta e sì che devo consegnarlo. Da dove arriva? Io arrivo da Cervarese. E quello è il suo amico? In centro di Vo. Sì che devo consegnare perché anche loro devono mangiare, suppongo, no? Il pacco viene lasciato, un veloce saluto all'amico arrivato per prenderlo in consegna. Negativo anche lui, ci racconta l'amico arrivato da Cervarese Santa Croce. Con umanità e pazienza continua incessante l'opera delle forze dell'ordine che si alternano ai 10 posti di blocco sparsi nel territorio che, tra le altre cose, ogni giorno fanno avere il laccio di quotidiani all'anziano che li aspetta con ansia ogni mattina. Ecco, c'è una nota proprio di pochi istanti fa dell'assessore Lanzarin, l'assessore alla sanità della Regione Veneto, per quanto riguarda le scuole. Quelle di Limena e di Vo e Uganeo resteranno chiuse anche se verrà revocata l'ordinanza per le altre scuole del Veneto. Questo quindi è un aggiornamento dell'ultimo minuto. Continuiamo a parlare di coronavirus con le preoccupazioni dei medici. Infatti tra i contagiati vi sono anche numerosi medici e infermieri come rappresentanti del mondo sanitario. Oggi c'è stato, l'abbiamo sentito nel collegamento con la collega Ilaria Marchiori, questo importante incontro in Regione. Sentiamo quindi l'intervista a Francesco Noce, che è il presidente dell'Ordine dei Medici del Veneto. Direi che stiamo facendo delle prove di un'emergenza e questo ci aiuta ad oliare bene la macchina di una sanità che comunque già nel Veneto funziona bene. Però capite bene che in una situazione di emergenza che è capitata nel giro poi di pochi giorni, la situazione è comunque sempre in divenire. Però essendo sempre in contatto con tutte le istituzioni, con la Regione, ma anche con le prefetture, con le procure, con tutte le istituzioni, stiamo alla Protezione Civile, stiamo facendo proprio un modo di oliare bene la macchina perché non ci siano problemi per la popolazione. In modo particolare, avete sentito anche dagli altri colleghi,
per quanto riguarda la medicina generale con tutto quello che si sta predisponendo, non ultimo anche di dare la possibilità ai medici di visitare i pazienti in videoconferenza, magari quelli che hanno particolari situazioni magari di contagio, di criticità e che sono a casa magari in quarantena, così possono essere seguiti rimanendo al loro domicilio e non essendo ricoverati. Il vero problema è quello di limitare il più possibile il propagarsi di questi contagi, perché sono le persone più fragili poi quelle che sono più soggette poi a complicazioni, ed essendo queste poi magari dovendo essere ricoverate in terapia intensiva, i posti letto non sono infiniti in terapia intensiva. Quindi per queste persone si potrebbe verificare il caso che potrebbero non avere le cure che sono loro necessarie, perché dovrebbero essere messe in ventilazione assistita, quindi ci sono problemi abbastanza rilevanti. Quindi limitiamo il contagio, è quello che stiamo cercando di fare in tutti i modi. La situazione si sta evolvendo sempre di più, speriamo di limitare. La prevenzione è l'unica cosa. Raccomandiamo sempre alla popolazione di non allarmarsi, di fare una vita normale prendendo le precauzioni che vengono date sia dal Ministero sia dagli ordini dei medici, cioè quello di levarsi. Se dovessero riaprire le scuole, voi siete concordi oppure no? Vediamo in questi giorni, oggi siamo a giovedì, quindi ora di lunedì vedremo. Se la situazione rimane quella attuale direi di sì che siamo concordi. Ecco, ed ora andiamo a Treviso, secondo cluster del Veneto dopo Vo e Euganeo. A Vo, lo sappiamo, insomma, si sono verificati 51 casi di contagio ed il paese è isolato da 4 giorni. A Treviso i casi di contagio sono 22, a Treviso dove c'è stato anche un decesso, quello della ex professoressa in pensione di 75 anni di paese. Per fare il punto dunque sulla situazione a Treviso, all'ospedale Cafoncello, ci colleghiamo con i nostri inviati, Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Buonasera Lucio. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, sono fuori all'entrata dell'ospedale Cafoncello, dove oggi ci sono stati degli incontri. C'è stato il punto della situazione da parte della unità di crisi proprio all'interno dell'USL, che poi è in collegamento ovviamente con quella regionale. Velocemente, l'hai già detto tu, 22 sono i casi, 20 sono asintomatici, quindi non hanno sintomi, uno è ricoverato all'ospedale di Padova e uno, come hai già accennato tu, è il decesso della signora Luciana Maggiò, che risiedeva a Paese. Cosa dire della giornata di oggi? Ovviamente il reparto di geriatria chiuso e posto in sanificazione. Ricordiamo anche nel pomeriggio l'incontro con i sindacati e la direzione dell'USL, dove si è parlato dell'arrivo di 25.000 kit per il personale sanitario, oltre a naturalmente alcune assunzioni per dare manforte all'operato della sanità, degli operatori sanitari che stanno operando in questo ospedale, ma anche negli altri dell'USL numero 2 Marca Trevigiana, e poi naturalmente le altre attività che si sono sviluppate nel corso della giornata, una tra tutte la sanificazione costante di tutti i mezzi pubblici della MOM, operata costantemente, con l'arrivo anche di nuove strumentazioni. L'avevamo già raccontato nei giorni scorsi, c'era un'unica macchina per sanificare, ne stanno arrivando molte altre, perché la sanificazione viene operata tra l'altro di notte per poter permettere poi di avere i mezzi appunto a disposizione. Sì, le immagini credo che stiano scorrendo in questo istante. Ultima notazione. Più tardi cercheremo di raccontarvi la storia di Luciana Maggiò, la professoressa di Paese che viveva in un condominio e che si cerca di capire come mai sia stata raggiunta dal contagio. Le due linee potrebbero essere quella delle badanti che andavano ad assisterla prima del suo ricovero in geriatria, la seconda potrebbe essere quella di un contatto, come ci è stato suggerito durante appunto il suo periodo di degenza in geriatria. Tutto questo naturalmente mentre la situazione sembra essersi stabilizzata. Ad esempio, una cosa che abbiamo notato proprio in quel condominio: non c'è una limitazione alle persone se non quelle che sono in auto quarantena, quindi una coppia italiana e una delle badanti che ha seguito la signora Maggiò, ma tutto questo magari lo racconteremo nel corso del telegiornale di Treviso delle 19:30. A te la linea.
Ecco, grazie a Lucio Zanato. Appunto torneremo a fare il punto su Treviso a partire dalle 19:30. Dicevamo dei problemi dal punto di vista delle preoccupazioni dal punto di vista sanitario dell'emergenza coronavirus, ma sono altrettanto grandi le preoccupazioni dal punto di vista economico, il settore turistico in primis, ma non solo. Tra questi appunto quello dicevamo del settore turistico. Ne facciamo il punto nel prossimo servizio con Stefano Croce delle guide turistiche di Venezia. Sentiamo. Com'è la situazione dal vostro osservatorio? Allora, è un osservatorio interessante perché noi siamo un po' diffusi sul territorio veneziano, parliamo naturalmente della Venezia e delle isole del centro storico. E la situazione è meravigliosa da un certo punto di vista, ma è terribile dall'altro. Meravigliosa perché Venezia ha pochissime persone, è una Venezia bellissima, tra l'altro c'è pure il bel tempo in questi giorni, quindi è una Venezia vivibilissima. Dico vivibilissima perché a parte appunto le restrizioni dovute ai cinema, ai musei, alcune chiese, ma è una città veramente piacevole da vivere. Il problema, cioè l'altro lato della medaglia, è che per noi e per il comparto del turismo in genere è una città che non dà più lavoro. Di quanto è calato il volume d'affari? Il mio è calato in modo totale perché le prossime settimane ho avuto tutte cancellazioni. Non è un periodo di altissima stagione, lo sappiamo, però comunque si lavora sempre a Venezia e il futuro a brevissimo è un futuro totalmente di non lavoro, non solo per me ma per molti dei miei colleghi. Chi non sta più venendo? Chi sta cancellando le visite? Un po' tutti, italiani, stranieri? Stanno cancellando un po' tutti sia dall'Italia anche, ma soprattutto dall'estero. Io credo che si sia ingenerata un po' una psicosi che va oltre proprio i dati sostanziali, cioè che in Italia sia rischioso venire, quindi alcuni paesi hanno sconsigliato l'Italia, lo sappiamo, lo leggiamo. E questo però va oltre, appunto, dicevo, i dati veri, perché guardiamoci attorno, ci sono poche persone ma nessuno ha la mascherina. Cioè noi continuiamo a frequentarci, non succede niente, quindi diciamo che questo ha creato un grosso colpo all'economia turistica veneziana e bisogna dire che Venezia ha questo problema, che soprattutto nell'ultimo periodo il turismo è diventato l'unica industria di questa città e se manca questo crolla un po' l'economia della città. Ecco, in questa situazione ci sono anche, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, anche i cosiddetti sciacalli, delle persone che approfittano delle preoccupazioni della gente per truffare. Quanto accaduto quest'oggi a Treviso, dove 2 uomini vendevano proprio davanti all'ospedale Cafoncello fantomatici kit anti-coronavirus. Vediamo. Approfittavano della paura della gente per il diffondersi del coronavirus per vendere abusivamente fantomatici kit antivirus davanti all'ospedale Cafoncello di Treviso. A bloccarli gli agenti della polizia locale hanno individuato i 2 truffatori mentre controllavano le varie zone della città con il sistema di videosorveglianza. Eccoli nelle immagini mentre vengono controllati da una pattuglia immediatamente mandata sul posto. Hanno notato 2 persone davanti all'ospedale civile che stavano vendendo del materiale. Non si capiva però bene esattamente cosa stessero vendendo, per cui abbiamo inviato immediatamente una pattuglia di pronto intervento sul posto. Tra l'altro abbiamo ricevuto anche delle segnalazioni, delle telefonate da alcuni utenti che segnalavano questa presenza. Dalle indagini che abbiamo fatto immediatamente sul posto ci siamo resi conto che era in corso una vendita non autorizzata di questi kit di pronto soccorso al costo di 15 euro cada uno. E i 2, un 53enne napoletano ed un 47enne di Benevento, entrambi residenti in Emilia-Romagna, sono stati sanzionati con una multa da 5.000 euro. Sono persone del napoletano, comunque residenti in Emilia-Romagna, hanno precedenti molto importanti per truffa e anche per rapina, quindi erano persone assolutamente da attenzionare e le stesse persone sono state segnalate alla questura per il foglio di via da Treviso.
All'arrivo dei vigili i due hanno tentato di giustificare la loro presenza davanti all'ospedale. Hanno cercato di giustificare la loro presenza anche per questa emergenza del coronavirus, tant'è che alcune telefonate degli utenti che hanno chiamato il comando segnalavano anche la vendita da parte di queste due persone di mascherine appunto per la protezione del virus che c'è in corso in questi giorni. Hanno così giustificato dicendo che volevano dare all'utenza questi kit proprio per aiutare queste persone, ma ovviamente non lo facevano perché sono kit estremamente pericolosi. L'invito della polizia locale è di prestare particolare attenzione, visto che in questi giorni di emergenza si sono moltiplicati i tentativi di truffa da parte di persone che approfittano della situazione, dei timori della gente per imbrogliare, proponendo acquisti come in questo caso, o addirittura tentano di introdursi nelle case, magari fingendosi operatori sanitari mandati a fare controlli o tamponi, e poi rubano. Si credono furbi, invece sono soltanto ladri e truffatori che si inventano fantomatici rimedi per speculare sulle emergenze, sulla preoccupazione della gente. Sono le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. Non voglio fare e non farò mai come qualche sindaco campano che voleva interdire l'accesso nei rispettivi comuni a veneti e lombardi perché contagiosi, continua il primo cittadino. A Treviso sono tutti benvenuti tranne truffatori e delinquenti, quelli no, non li voglio proprio, conclude Conte. E c'è tempo ancora per un servizio di cronaca riguardante la tragedia familiare che si è consumata oggi a Rovigo. 2 coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione. Luigino Ruzzante, 65 anni, operaio, rientra a casa dal lavoro e trova la moglie Eleonora Pozzato, di 61, morta, suicidatasi con alcuni colpi di pistola. Ruzzante avvisa il fratello della tragica scoperta, poi con la stessa arma si toglie la vita. I due avevano una beretta regolarmente denunciata con porto d'armi. Sono stati trovati entrambi in camera da letto nella loro abitazione di via Concilio Vaticano a Rovigo. Al momento non è stato rinvenuto nessun biglietto di spiegazioni. I vicini avrebbero raccontato di precedenti tentativi di suicidio da parte di lei. Eleonora e Luigino condividevano la passione per le armi. Lei amava molto anche gli animali, la coppia aveva infatti 4 cani. Stupiti e sorpresi i vicini che giusto poche ore prima del fatto avevano parlato, come tutti i giorni, con la Pozzato, senza ravvisare nulla di particolarmente preoccupante. Le hanno definite brave persone, che avevano sempre abitato e vissuto lì, che si salutavano tutti i giorni e che ora hanno colto tutti di sorpresa. La coppia aveva una figlia che lavora a Roma. Lei da casalinga aveva badato alla suocera fino al decesso dell'anziana avvenuto un anno fa. Ecco, è tutto dunque per questa edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi ricordo ad ora quelli che sono i numeri del contagio nella nostra regione a quest'ora appunto: 116 positivi, 28 dei quali ricoverati in ospedale, di questi 8 sono in terapia intensiva, 63 sono asintomatici. In tutto nel Veneto sono stati effettuati, pensate, ben 6.065 tamponi. C'è anche un'ultima buona notizia, che 3 persone sono già state dimesse dall'ospedale, quindi alle 2 già note si è aggiunta una terza persona dimessa da Padova. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, ci rivediamo tra poco con il telegiornale di Venezia, il meteo.